Buonasera dallo stadio Menti di Vicenza, è tempo di derby per la quarta giornata del girone di ritorno, la 19ª di campionato. È Vicenza-Venezia, è iniziata in questo istante con la squadra dell'Unione alla sinistra dei vostri teleschermi e Giacomelli che dopo 7 secondi di gioco va a conquistarsi un angolo andando in pressing sul portiere avversario. E allora c'è un bellissimo clima qui a Vicenza con la coreografia della curva come ai vecchi tempi belli. È un Vicenza che oggi cerca l'operazione sorpasso nei confronti della formazione allenata da mister Dal Canto, e per una partita d'eccezione doveva tornare un commentatore d'eccezione. Chi? Beppe Leli, ovviamente. Ciao Beppe. Devo subito ringraziarti, mai trattato così bene, forse è l'aria del derby che ti rende così. Buongiorno a tutti. E allora con Beppe Leli che segue questo campionato ovviamente anche come opinionista fisso a Rigorosamente Calcio, quindi segue quotidianamente le vicende di questo ad altissimo coefficiente di difficoltà, ma in ogni caso è riuscito a tenere bassa la sfera. Settimo corner in favore del Vicenza, si è dovuto distendere Vigorito per mettere fuori ancora un cross da corner. Padalino, conclusione ribattuta, occhio perché Delia si fa togliere il tempo dall'ottima azione di Martinelli che da solo Martinelli contro Ravaglia, Martinelli lo supera, Martinelli, e il Venezia va in vantaggio in contropiede. Incredibile, il Vicenza scoperto e col contropiede letale il Venezia si porta in vantaggio. Incredibile. Sì, incredibile, l'avrò ripetuto 10 volte, incredibile su un calcio d'angolo a nostro favore, veramente lì si è fatto un po' superare, doveva far fallo, perlomeno doveva buttare via la palla, invece sono andati via in 3 in contropiede. Quello che probabilmente è la squadra che fa questo Venezia, che si mette lì e poi quando gli capita un'opportunità cerca di farti. Adesso il Vicenza deve dimostrare di essere una grande squadra. E adesso anche il pubblico ci deve mettere del suo, perché il Vicenza va sotto nel modo più impensabile, lanciati in avanti con forse troppa generosità. I biancorossi hanno lasciato il contropiede aperto completamente al Venezia che, come ha detto Beppe, si è trovato a un certo punto con 3 uomini da soli contro Ravaglia. Martinelli ha superato Ravaglia in dribbling e il Venezia è in vantaggio per 1-0, così come c'era andato il Como al Menti. Adesso anche il Venezia va sull'1-0, la partita è lunga, mancano 40 minuti, la squadra biancorossa subito in avanti con rabbia. Tulli, Delia la rimette al centro, Giacomelli ancora ribattuta, la palla resta lì, Martinelli mette fuori, Castiglia a ricacciarla in mezzo. Assalto del Vicenza che adesso non ci vuole davvero stare. Cori gira, Delia, Padalino, palla messa in fallo laterale. Jadid, Padalino all'indietro per Camisa. Il Vicenza ha 11 minuti più il recupero per cercare di raddrizzare una partita davvero nata male, Beppe. Sono quelle classiche partite che sembrano stragate. Sì, però da troppo tempo parliamo un po' di questo, perché anche nel primo tempo c'è nata male perché la traversa, ma il pallone non poteva andare dentro. Tante volte uno vuole non crederci alla cabala. Vediamo Cinelli la mette centralmente su Maritato, tiro di Jadid, gol! Jadid da fermo praticamente, Jadid, tutti intorno ad abbracciare Jadid, un pizzico di fortuna, una conclusione e Jadid pareggia. Ci voleva conclusione di Jadid. C'è stata probabilmente una piccola deviazione, non c'è arrivato Vigorito, l'1-1. Giustizia è fatta, Beppe, perché perderla oggi no, davvero, non so come andrà a finire, ma adesso l'1-1 ci stava stretto e adesso il gol è arrivato. Sì, però vedi, non sai perché arriva così, cioè una partita che... A me non interessa come arriva, Beppe, la polemica adesso la lasciamo da altre parti. No, nessuna polemica, va bene così, nel discorso che si faceva prima, nel senso sembra quasi che c'è qualcosa addosso che rema contro di te, no? Perché non capisci perché sei andato in svantaggio in una gara che niente lasciava presagire questo, in vantaggio l'uomo, e poi riesci magari così a fare gol e la partita non è finita. E adesso il Menti spinge il Vicenza in 10 contro 11, è riuscita ad arrivare alla parità la squadra biancorossa
con il pubblico in piedi ad osservare la gara, e adesso tutti a sostenere questo Vicenza, che deve stare attento perché è sotto di un uomo e non deve per forza scoprirsi. Ha trovato il pareggio con Jadid e adesso prova nell'impresa leggendaria il cross. Maritato! Maritato! Maritato 2-1! Incredibile! 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 2-1! Rovesciata la partita! Pier Giuseppe Maritato, il metti come ai tempi della leggenda. 2-1 nel derby, sotto di un uomo, in un minuto. 2-1 per il Vicenza. Quello che si diceva prima, adesso la partita non è mai finita, un calo di tensione da parte del Venezia, che pensava di aver vinto la gara, di essere un uomo in più e tutto, ha fatto sì che è venuto a trovare in un baratro che adesso è difficilissimo venirne fuori. Vedete, tutto in un attimo, sembrava una partita persa, una partita finita, è qui che si riapre tutto e che diventa veramente una bolgia incredibile. È un bello del... Senti il Menti, senti il Menti. E questa squadra davvero oggi non è mai stata minimamente fischiata. Adesso è fallo di mano di Cori, punizione. Punizione, se ne va Bertolucci, Mustacchio rientra, Elasdi con il petto e poi in tribuna. Cori si fa 10 secondi, è finita. L'arbitro si deve mettere il fischietto alla bocca, è finita ormai. Palla lunga, è finita, giù il cronometro, è finita. No, traversa di Margiotta, non ci credo. Traversa di Margiotta, è finita. Traversa di Margiotta, è finita. È incredibile. 2-1 per il Vicenza, incredibile. All'ultimo secondo, non si è fatto mancare proprio nulla il Menti oggi. All'ultimo secondo la palla è schizzata verso Margiotta, che era da solo davanti al portiere, e ha calciato sulla traversa, dando un senso di giustizia anche a questa partita, perché questa traversa è la giustizia che dà al Vicenza la vittoria. Assolutamente, oggi veramente è diventata una festa, veramente adesso ci daranno anche i risultati che noi sappiamo già. Il Vicenza ha raggiunto il terzo posto, comincia e domenica diventa uno scontro a 9 punti dall'Entella, e c'è Entella Vicenza, si aprono scenari incredibili. Pensa a questo campionato cosa diventa, sembrava finito, sembrava già che non c'era niente da dire, e invece veramente con un... Guarda il pubblico com'è, allucinante, incredibile. Spero, ecco, i giocatori... Si torna sotto la curva. Finalmente, era quello che auspicavo da qualche domenica e oggi si sta avverando. Questo vuol dire che la simbiosi si è ritrovata. Ecco i ragazzi sotto la curva, e adesso non c'è più nemmeno il cerchio, c'è tutti sotto la curva. Adesso la squadra, la tifoseria, sono tutti un corpo unico, perché questa partita ha determinato la nascita definitiva dell'amore per dei giocatori che oggi hanno dimostrato di tenere più che mai la maglie date ai giocatori alla fine di una partita leggendaria. Il Vicenza vince il derby, oggi è tutto tanto bello, Beppe. Sì, è fantastico, e questo dovrebbe essere, questo è sempre stato il Vicenza, dai miei periodi, a quelli di Guidolin, a quelli di Rondon e via discorrendo. Anche Praticò è andato sotto la curva. Assolutamente, questo è lo spirito che deve legare la tifoseria, la squadra, quello che comporta e che ti può portare a raggiungimento di cose impensabili. Ma questo è anche il bello del calcio, che porta a tifare una squadra, dei colori che veramente sono fantastici. Anche la tribuna in piedi ad applaudire per un Vicenza che batte il Venezia 2-1. Lopez che ringrazia tutti, una giornata finalmente meravigliosa per i colori biancorossi. Vicenza batte Venezia 2-1. Un piccolo consiglio: registratevi questa partita, quando siete giù andatevela a rivedere, perché merita davvero, vale la pena rivedersela fino al 90esimo. Grazie da Francesco Formaggio e Beppe Lei. Ci rivediamo per Entella Vicenza in diretta, ovviamente sugli schermi di TV a Vicenza. Grazie a tutti per l'ascolto. Bianco